Incontrare il ministro Giorgetti perché una parte delle commesse dei carri armati fatta dalla società controllata dal Ministero delle Finanze Leonardo, per intenderci quella che ha costruito gli aerei delle Frecce Tricolori, venga data anche alla Berco. E questa è l'iniziativa del sindaco di Castelfranco Stefano Marcon al termine del Consiglio Comunale straordinario convocato con un unico ordine del giorno, presente e futuro dell'ex Simmel. Ed è proprio sulla storica specializzazione del sito castellano che punta Marcon per rilanciare la produzione. L'idea parte da una notizia di stampa che abbiamo preso. Leonardo sembra abbia sottoscritto un accordo con un partner tedesco, Rheinmetall mi sembra si chiami, per produrre carri armati nel prossimo decennio con un impegno di spesa da 20 miliardi di euro. Qui si fanno sottocarri per carri armati. Ma per arrivare a Roma e ai Ministeri del Lavoro e delle Finanze occorreva l'approvazione dell'ordine del giorno sulla Berco discusso in un Consiglio Comunale straordinario. Serve a dar forza all'azione di contrasto a questa riorganizzazione, serve a far sì che il sottoscritto sindaco di Castelfranco Veneto possa partecipare al tavolo delle trattative, serve a far massa critica perché più si è e più siamo in grado di far capire quanto impatti nel tessuto sociale un'ipotesi di riorganizzazione come quella annunciata da ThyssenKrupp dalla Berco. Che significa per Castelfranco la cancellazione di ogni contrattazione aziendale migliorativa degli stipendi, ma al momento nessun licenziamento. Non così per la sede ferrarese di Copparo, dove vengono lasciati a casa tutti i dipendenti. Per questo al Consiglio Comunale Castellano ha preso la parola il sindaco della città emiliana. Se a Castelfranco viene tolto l'integrativo aziendale, ma si tolgono le condizioni di sopravvivenza dello stabilimento di Copparo, gioco forza, visti i legami tra i due stabilimenti, anche quello di Castelfranco sarà poi dopo coinvolto in conseguenze negative. Per i sindacati anche una riconversione stile ACC di Mel potrebbe essere una soluzione. Dobbiamo capire quali sono in effetti i progetti che Berco ha sul sito sia di Copparo che di Castelfranco. La riconversione può essere spendibile se si ha un piano industriale degno di essere chiamato tale. Perché oggi, se noi guardiamo dal 2013, sono passati circa 11 anni, eravamo 500, siamo a 150, a rimanere i 70. Non so come possa resistere questo sito. L'unica soluzione ovviamente è investire dove è possibile, innovare e se possibile diversificare anche le produzioni.